riferimento, non sa che cosa fare, si sente sola e disperata. E allora io penso che voi bisogna ringraziarvi oggi, perché oggi questa cosa è finita, oggi nasce l'opposizione sociale al governo Monti, l'avete fatta nascere voi, siete voi i protagonisti. Noi in questi mesi, lo dico per me e per gli altri compagni e compagne dirigenti, abbiamo fatto dei comunicati stampa, abbiamo cercato di difendere le nostre ragioni quando ci invitavano in televisione, nei comizi, nelle assemblee, ma ancora non c'era stata la gente che è scesa in piazza. Oggi è successo questo, e questo va sottolineato, perché badate, il fatto che nella disperazione la gente cerchi l'uomo della provvidenza è normale, perché se la gente si sente impotente cerca qualcuno forte che li possa rappresentare. A noi gli uomini della provvidenza non piacciono, noi non cerchiamo qualcuno che faccia i miracoli. Il nostro miracolo siete voi, il nostro miracolo è la gente che drizza la spina dorsale, è la gente che non piega la testa, è la gente che fa valere le sue ragioni. E allora oggi riprende questa storia, che è la storia della sinistra di questo Paese, che non è una storia di uomini della provvidenza, è una storia di uomini e donne che prendono in mano il proprio destino e lo fanno valere di fronte a tutti e di fronte a tutte. Io ho citato tante volte, lo voglio fare anche oggi, la frase di Di Vittorio, quando Giuseppe Di Vittorio diceva ai braccianti pugliesi: non bisogna togliersi il cappello davanti al padrone. Noi non ci togliamo il cappello, noi ripartiamo da qui, dalla dignità delle persone. E allora lo dico a tutti noi, ma lo dico a tutti noi perché anche noi troppo spesso in questi mesi abbiamo pensato di non riuscire a farcela, di essere deboli, che non era possibile. Non è vero, non è vero, si può cambiare le cose, bisogna provarci, bisogna metterci la determinazione, bisogna avere fiducia in noi stessi. Questo è il messaggio di oggi. Quando tornate a casa sappiatelo che ce la si può fare. E allora da domani bisogna partire su tutti i territori, in tutti i comuni, in tutte le cittadine, a raccogliere la gente. Noi non dobbiamo passare un anno ad aspettare le elezioni, noi dobbiamo passare un anno a costruire le lotte in questo Paese, per mandare a casa il governo e per cambiare la politica. Noi dobbiamo ricostruire la speranza in questo Paese. E lo facciamo proponendo l'unità della sinistra, perché l'unità serve ad essere più forti. Gli diciamo ai compagni e alle compagne di Sinistra e Libertà, ai compagni e agli amici dell'Italia dei Valori, ai compagni e alle compagne che non sono iscritti a nessun partito, che fanno parte di associazioni, di comitati, del sindacato di base, della CGIL. Dobbiamo costruire l'unità della sinistra, bisogna smetterla. Bisogna smetterla di inseguire col cappello in mano il Partito Democratico. Bisogna smetterla. State buoni che abbiamo problemi di tempo. Bisogna smetterla di inseguire un Partito Democratico che insegue Casini e lui insegue qualcun altro a sua volta. Bisogna costruire una sinistra forte, degna di questo nome, ed è possibile. L'hanno fatto i compagni in Francia, l'hanno fatto i compagni e le compagne in Spagna, l'hanno fatto in Grecia, dove la situazione era difficilissima. Anche l'Italia deve rispondere all'appello. Dobbiamo costruire una sinistra unita che sappia fare le lotte e sappia costruire una soggettività politica. Questo è il compito che abbiamo.